Prima il furto, poi la fuga a tutta velocità e quei pochi minuti che trasformano un colpo in una contestazione ben più grave. È accaduto a Sovramonte, dove un uomo di 49 anni e una donna di 43, di origine Sinti, residenti in un comune del Feltrino, entrambi con precedenti specifici, sono entrati nel giardino di una villetta utilizzata come seconda casa. Nel mirino una monovolume lasciata aperta, in un vano porta oggetti, 60 euro in contanti che i due riescono a prendere, mentre proprio in quegli istanti arrivano i proprietari che si accorgono della presenza degli estranei e lanciano l'allarme. I ladri riescono a scappare verso la loro auto e mentre cercano di allontanarsi, secondo quanto ricostruito, tentano anche di investire il marito della proprietaria. L'uomo riesce miracolosamente a evitare l'impatto e rimane illeso. Ai carabinieri la segnalazione arriva tempestivamente, la risposta è altrettanto rapida. Sulle tracce dei fuggitivi partono le pattuglie del radiomobile di Feltre, insieme ai carabinieri delle stazioni di Lamon e Arsier, che alle porte di Feltre intercettano e bloccano la coppia di malviventi. Arrestati in flagranza, i due sono stati inizialmente sottoposti ai domiciliari e dopo la convalida davanti al GIP di Belluno, che ha ritenuto configurabile l'ipotesi di rapina impropria contestata dalla procura, per entrambi è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.